Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vediamo subito un nuovo video giocato recentemente al torneo internazionale a squadre di Belgrado, quindi siamo a Belgrado. Vediamo con il bianco un maestro fide di nome Dejan Stasev dall'alto dei suoi 2200 punti contro un avversario meno quotato di lui di nome Velibor Pejovic che ha un punteggio di 1900 punti, quindi una differenza Elo tra i due. Vedremo un po' com'è andata la partita. Il bianco inizia con i 4, il nero con i 6, siamo nel pieno della difesa francese. Dopo D5 e cavallo C3 siamo in una delle linee principali. Cavallo C3 è uno dei tanti modi in cui il bianco cerca di controllare il pedone centrale in E4. Ci sono tanti modi per farlo e cavallo C3 è considerata la mossa principale. Dopo cavallo C3 il nero a grandi linee cerca di interrogare il bianco su questo pedone E4. Potrebbe farlo in più modi, tra cui cavallo F6 attaccandolo direttamente, forse una cattura per eliminarlo, oppure alfiere B4. Anche questa è considerata la mossa più frequente, la linea principale, cioè quella più giocata ad alti livelli. Il bianco qui decide di giocare E5 e siamo nel pieno dell'apertura whenever della francese, dove il più delle volte il nero decide di reagire con C5. Una posizione interessante nella quale il nero dopo C5 è ben disposto a dare questo alfiere, perché il bianco potrebbe attaccarlo. A questo punto il cambio è pressoché obbligato, altrimenti mosse come alfiere A5, ritirando l'alfiere e mantenendo l'inchiaratura, sono comunque mosse rischiose, perché tra l'altro, tra le tante possibilità, e ve la mostro così per cultura generale, c'è questo gambetto da approfondire, una linea molto interessante. Io sacrifico il mio pedone B4 perché effettivamente non è difeso da nessuno, ma l'idea del bianco è quella di saltare lì in B5 cercando di creare l'avamposto in D6. Quindi attenzione quando giochiamo la francese. Il nero ha deciso di giocare una linea minore, B6. Vediamo un po' quale può essere l'idea, perché in tutte le francesi il bianco conquista il centro, probabilmente nella francese di spinta è sempre pronto a contrastare la spinta centrale del nero. C5 è necessaria, altrimenti il bianco riesce a impostare il suo gioco. E la mossa B6 è una mossa che dico posizionale strategica. Mi spiego meglio. Nel corso della partita, seppur abbiamo giocato soltanto poche mosse, tanti pedoni sono andati su un colore, quindi vediamo che questi due pedoni sono pedoni centrali bloccati su casa nera. Allora significa che quest'alfiere è senz'altro il pezzo più forte. Una strategia interessante per affrontare un alfiere avversario che consideriamo immediatamente il pezzo più forte, perché effettivamente ha le diagonali totalmente libere, è quello di cercare di cambiarlo. Quindi B6 ha semplicemente l'idea di giocare alfiere 6 e rimuoverlo dalla scacchiera. F4 per il bianco, donna D7, cavallo F3 e alfiere A6. Chiaramente l'ideale per il nero è giocare alfiere A6 quando il bianco ha già mosso l'alfiere, cercando di far perdere quella mossa, quel tempo che potrebbe poi accelerare lo sviluppo. Dunque cavallo F3 in partita, alfiere A6, e a questo punto il bianco, visto che non aveva mosso il suo alfiere di case chiare, ha deciso di aspettare, temporeggiare per cambiarlo immediatamente. Cambiarlo guadagnando un tempo, perché adesso il nero si ritrova con questo cavallo lì al centro, o meglio, quel cavallo lì al bordo della scacchiera non difeso da nessuno, e allora cerchiamo di attaccarlo. Donna D3 è una mossa abbastanza utile perché guadagna il tempo sul cavallo non difeso da nessuno e comunque centralizza la posizione della propria donna. Quindi qui il bianco dopo donna D3 sicuramente ha uno sviluppo abbastanza facile. Qualcuno potrebbe pensare: ok, il bianco ha giocato donna D3, probabilmente è anche pronto o predisposto da arroccare lungo. Risposta sbagliata, perché il nero nel momento in cui giocherà C5 aprirà la colonna, quindi un arrocco lungo, e sarà sempre un modo molto rischioso di interpretare la partita. Sicuramente il bianco vuole arroccare corto e questa donna D3, se da un lato guarda il cavallo, dall'altro vuole cercare di sostenere la spinta in F5. Qualche giorno fa è stato pubblicato un video dove quest'idea in cui il bianco decide di spingere in F5, quindi vi invito a vederlo qualora non l'abbiate visto, il video del campionato americano femminile, quando il bianco riesce a realizzare rapidamente F5 prende un'iniziativa che potrebbe portare fino alla fine. Donna D3 in partita, attacco il cavallo che si sposta e a questo punto alfiere D2 togliendosi
dall'inchiodatura. Alfiere D2, come dicevo prima, in realtà non vuole preparare l'arrocco lungo, ma vuole evitare di catturare col pedone, quindi in caso di alfiere per C3 riprendo gli alfiere. Ok, è una posizione strana perché dal punto di vista strategico, prima parlavamo di quanti pedoni un giocatore dovrebbe mettere all'interno della scacchiera su un colore, e qui abbiamo tanti pedoni effettivamente sullo stesso colore dell'alfiere superstite. Quest'alfiere ha un futuro, il futuro sicuramente sarà quello di occupare questa diagonale. L'ideale occupare la casa di 6, fissarlo in D6 con un pedone in E5, questo qui sarà senz'altro un buon piano. Quindi alfiere D2 è una mossa per evitare di alterare la propria struttura pedonale. Il nero dice ok, ti gioco a 6, perché l'idea, tornando un po' indietro, qualora il bianco dopo alfiere D2 si troverà di fronte a C5, quell'idea iniziale in cui il cavallo possa saltare in B5 ritorna in gioco, perché il cavallo da B5 è sempre diretto in D6. Come vedete, il fatto di aver giocato alfiere D2 si sottrae il cavallo bianco dall'inchiodatura ed effettivamente tutto funziona. Quindi A6 per il nero vuole giocare C5, si vuole preparare la spinta in C5. Arrocco corto, mossa sicura, e a questo punto H5, mossa che diciamo che sorprende, perché il bianco è in vantaggio di sviluppo, ha messo il re al sicuro, il nero sta perdendo tempo muovendo pedoni. Quale potrebbe mai essere l'idea di H5? Probabilmente evitare G4 per sostenere eventualmente la spinta F5 per il bianco. Questa potrebbe senz'altro essere una motivazione. Il bianco non si tira indietro ed F5 la gioca comunque. F5 è una mossa parecchio interessante, perché in caso di cattura comunque sia il ritardo di sviluppo si è creato, e facciamo attenzione perché tra le tante possibilità in cui il bianco potrebbe interpretare questa posizione, sicuramente c'è anche questa mossa che è parecchio curiosa. Ti sacrifica un pedone centrale, l'idea è crearti un pedone arretrato per poi minacciarlo diciamo dai lati. Questa potrebbe essere un'interpretazione. Il pedone 6 è facilmente attaccabile dai pezzi del bianco, che nei peggiori dei casi potrebbe comunque sia raddoppiare le torri e poi prendere di mira quel pedone che è rimasto indietro. Dopo alfiere 7, o meglio dopo F5 del bianco, il nero ha deciso di giocare quindi alfiere 7, e a questo punto la cattura in E6 crea una piccola iniziativa. Facciamo attenzione perché in caso di pedone per E6 chiaramente il bianco entra con la propria donna in G6, scacco al re, il re resterà al centro della scacchiera, partita compromessa. Dunque dopo la cattura in E6 il nero riprende, cavallo E2, direzione F4, occhio F4 interessante, cavallo G5 sarà altrettanto interessante, e adesso i pezzi bianchi si dirigono facilmente verso l'arrocco avversario. Quindi C5 sulla scacchiera, reazione necessaria, arriva il cavallo in F4, attacca la donna, tempo sulla donna che dovrà andare via, ma la donna ha anche l'obbligo di difendere D5, donna C6, e qui inizia una piccola combinazione per il bianco tematica della struttura pedonale. Ricordate che se da bianco contro queste aperture chiuse, tipo la Caro-Kann, tipo la francese, riusciate a realizzare la spinta in F5, avete come idea tematica la successiva spinta e rottura in E6. E6 giocata sulla scacchiera, catturo, cavallo E5, tempo sulla donna, la donna si sposta, o meglio la donna si dovrebbe spostare, però qui il nero ha deciso di arrendersi, perché vediamo un po' che cosa potrebbe mai accadere. La donna si sposta e qui ci sono tanti ingressi interessanti. Cavallo per E6 è un pedone che il bianco può catturare con il cavallo creando nuove minacce. L'ingresso in G6 con la donna torna in gioco, ci sono temi di matto, come vedete qui questo re potrebbe essere facilmente attaccabile, o comunque si è accerchiato e circondato dai pezzi del bianco. Partita impeccabile da parte del giocatore che dall'alto dice 2200 punti, quindi Dejan Tasev vince con il bianco, e la rivediamo subito. Rivediamo questa apertura francese variante Whenever. La partita è andata così: cavallo C3, alfiere B4 e 5, linea minore con B6. L'obiettivo del nero è cercare di cambiare le alfiere di case chiare. F4 per il bianco, donna D7, cavallo F3 e alfiere A6. Il bianco decise quindi di cambiarlo per poi giocare donna D3 guadagnando il tempo sul cavallo non difeso. Il cavallo torna indietro, l'alfiere va in D2 e dopo A6 arriva l'arrocco corto. H5 probabilmente questo è il momento in cui il nero, giocando questa semplice mossa che sembra non alterare la posizione, commette
un errore, perché perde quel tempo in cui il bianco rapidamente spinge in F5, l'alfiere torna indietro, ma è tardi perché qui si prende iniziativa. Come vedete, questi colori con i cavalli che salteranno lì verso la zona del re avversario sono decisivi. Cavallo salta in F4, tempo sulla donna, sacrificio di pedone tematico, e dopo la cattura l'altro cavallo accompagna il precedente lì al centro della scacchiera, trovando un'ottima collocazione, e qui la posizione del nero direi che è compromessa. Vediamo dunque l'ingresso lungo la diagonale bianca con la donna e i due cavalli che possono saltare. Nei peggiori dei casi recuperiamo il pedone con una forte iniziativa. Questa è una partita didatticamente molto interessante, vi consiglio di dare uno sguardo, se siete giocatori molto aggressivi, anche all'altro video in cui l'idea con F5 viene realizzata. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima.